Intanto video lettura della settima serie che ha visto la vittoria di Filippo Resteghini, l'Amichetta 5:16:90, secondo Pasquale Maresca 5:17:35, terzo Francesco Merisio 5:18:71, quarto Giovanni Bivona 5:23:67, quinto Giovanni Mazza 5:24:55, sesto Rodolfo Cusumano 5:24:66, settimo Valerio Facciolo 5:31:66, ottavo Antonio Basso 5:39:64, nono Davide Mattarozzi 6:12:28. Vediamo, è partita la nona serie che vede in gara Affabile, Bettini, Marini, Polli, Castelli, Di Marco, Doniselli, Monaco, Coli, Testa, Gattoni e Ravà. Questi gli atleti di questa nona serie che è partita con un passaggio ancora tutti assieme per questa prima serie. L'atleta della 100 Tori Pavia, Simone Colli, a passare in testa 1:12:400. Intanto vi do lettura dei risultati dell'ottava serie che hanno visto la vittoria di Enrico Lanfranconi 4:48:23, Rensen Sport Team, secondo Stefano Vigo 4:54:59, terzo Matteo Simonetti 4:58:66, quarto Mauro Dozio 5:00:48, quinto Roberto Cassago 5:03:87, sesto Francesco Patruno 5:04:75, ottavo Massimo Cimato 5:13:21, nono Lorenzo Bonemazzi 5:18:43, decimo Massimo Cantù 5:18:97, undicesimo Michele Lucchini 5:23:65, dodicesimo Cristiano Breda 5:27:86. Ancora possiamo dire il gruppo compatto in questa fase di gara. Diego Testa del gruppo alpinistico Vertavese ora a condurre in questa fase di gara. Il passaggio in mille anche per questa serie, come la serie precedente, un passaggio in mille in 3:01. Sempre Diego Testa del GAV Vertova che guadagna qualche metro sul resto degli atleti di questa nona serie. Vieni avanti! Vieni dentro qua! Vieni dentro Vicky! Dai, via! Ariane! Chiudi! Intanto vediamo Elia Polli, Don Pegna Runners che si sta portando in seconda posizione, in terza posizione ora. Secondo è Tommaso Ravà, anche lui Don Kenya Runners, i due atleti del Don Kenya che vanno d'ora a portarsi a ridosso dell'atleta del GAV Vertova, Diego Testa, Tommaso Ravà e Elia Polli. E ora l'atleta della 100 Torri Pavia, Simone Coli, che si è portato a condurre, seguito da Elia Polli, Tommaso Ravà e Diego Testa. Queste le prime posizioni. E poi italiano e mondiale invece si sprinta per questa serie dell'atleta della 100 Torri Pavia, Simone Coli, che va a vincere davanti a Elia Polli, Tommaso Ravà. Questo è l'ordine d'arrivo. Questo è l'ordine d'arrivo di questa quarta serie, 4:46:34, tempo ufficioso, e resiste ancora il tempo fatto registrare nella seconda